Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Cambio Gioco, settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico. Una intera settimana, un festival organizzato da UL6 Eugania di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo come sempre gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner che la sostengono a vario titolo. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della prestigiosa Sala della Carità, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. In questa settimana stiamo parlando di prevenzione e promozione della salute, lo facciamo grazie alla presenza di numerose personalità di livello nazionale e internazionale, esperti di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, di filosofia, di neuroscienze, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e molto altro. Avrete certamente potuto vedere il nostro sito, il sito dedicato al festival, che è www.cambiogiocoul6.it, il sito da cui potete scaricare il programma, tutti i materiali promozionali e anche rivedere i video degli incontri che rimangono a vostra disposizione. Vi chiediamo se potete di condividere sui vostri canali social questi materiali e ringraziamo tutte le molte persone che da tutta Italia stanno rilanciando l'evento e partecipano attivamente. Abbiamo avuto molte presenze fino ad ora, oltre che in questa sala, anche da remoto, da tutta Italia. Al mattino ci rivolgiamo in particolare agli studenti che con i loro insegnanti si collegano anche dalle classi, quindi li salutiamo nuovamente. Qui con noi questo pomeriggio c'è la dottoressa Michela Gatta, direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile dell'azienda ospedale Università di Padova, che ringraziamo per averci raggiunti. Grazie a voi. Al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una prima riflessione, potrà eventualmente porre una prima domanda al nostro relatore di oggi. Prima di presentarvi il quale, però, passo la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Barbara Battocchio, componente del comitato scientifico del progetto Cambio Gioco. Grazie. Intanto do il benvenuto e il buongiorno a tutti quanti presenti in questa bellissima sala, ma anche alle persone che ci seguono online. Quindi adesso apriamo questo secondo pomeriggio e porto i saluti da parte del Dipartimento Dipendenze della UL6 Eugania, che ha voluto costruire e promuovere questa seconda edizione della settimana della prevenzione alle dipendenze comportamentali e al disturbo da gioco d'azzardo patologico. Questa settimana mira a creare sul territorio una cultura comune sulla prevenzione delle dipendenze. E avete visto appunto che il format di questa settimana della sensibilizzazione è un po' particolare, adesso siamo qua in presenza ma anche online e tutti gli interventi, come detto prima, potranno essere visti nel tempo, quasi andando a costruire un po' una biblioteca che possiamo consultare online. Abbiamo visto questa mattina col dottor Croce che ci ha accompagnato in alcune riflessioni sui meccanismi che manipolano un po' gli aspetti cognitivi, sull'attenzione, sulla disinibizione, sull'addiction, tutti concetti molto interessanti che ci hanno accompagnato ad avere una maggiore consapevolezza sul mondo che ci circonda e su quanto questo rischia poi di indurci a eliminare quasi il senso del limite e del confine. Abbiamo quindi cominciato a parlare di queste nuove dipendenze, quindi non solo della dipendenza da sostanze. E abbiamo visto che queste nuove dipendenze rappresentano una realtà che è in forte aumento e spesso questo forte aumento non coincide poi con un aumento nella richiesta di aiuto. Perché sono comportamenti che condividiamo, sono comportamenti che ad esempio nell'età adulta non hanno a che vedere con il limite dell'illegalità e quindi spesso sperimentiamo in modo spontaneo con il rischio di incorrere poi nel tempo nella dipendenza senza nemmeno esserne poi consapevoli. Oggi il dottor Vieno ci continuerà un po' in queste riflessioni, ci continuerà ad accompagnare dando uno sguardo nuovo ad un altro strumento che tutti utilizziamo, che è lo smartphone. Quindi su questo tema ci aiuterà
aiuterà anche noi adulti, che spesso siamo quelli un po' più analfabeti in queste nuove realtà, per avere una maggiore consapevolezza sull'uso che già ne facciamo e su come questo uso già sta influenzando le nostre famiglie. Io veramente ringrazio tutti per la partecipazione e anche l'attenzione e il riscontro che già in questi primi giorni abbiamo ricevuto dal pubblico. E lascio la parola. Grazie. Grazie dottoressa. Lasciamo la parola al dottor Fabio Fuolega, funzionario responsabile dell'ufficio dipendenze della Regione Veneto UL6 Euganea. Grazie dottore per averci raggiunto. Buonasera a tutti, vi porto innanzitutto i saluti della Direzione Servizi Sociali della Regione e dell'unità organizzativa che afferisce appunto a questa direzione che si occupa di dipendenze. Il fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo è sempre più presente nella nostra società ed è presente nelle strutture sociosanitarie che fanno parte del sistema che si occupa delle dipendenze nel Veneto. E in generale è un fenomeno pervasivo in tutta la società e la spesa e la raccolta che viene effettuata a livello regionale e a livello nazionale è sempre più ampia e sempre più di un valore sempre più elevato che riscontriamo attraverso i dati che ci fornisce l'Agenzia delle Dogane e i Monopoli. Nel 2022 i dati consolidati ci parlano di 136 miliardi di euro raccolti con il gioco d'azzardo legale. Nel 2023 non ci sono ancora dati consolidati, ma si parla di 150 miliardi di euro di raccolta per il gioco. Sono valori terrificanti, valori estremamente preoccupanti per la vita di tutti noi, non solo per la vita dei giocatori, ma per quello che comporta questo fenomeno, diciamo, negli ambiti sanitari, negli ambiti sociali, negli ambiti familiari. Quindi un fenomeno che incide in tutti gli aspetti del nostro vivere. 150 miliardi di euro sono quasi una volta e mezza il finanziamento che viene erogato per il Fondo Sanitario Nazionale. Questo vi dà l'immagine di un fenomeno che ha delle dimensioni enormi, insomma, sul territorio nazionale. Di fronte a questo fenomeno i servizi sono impegnati a tutti i livelli, in particolare l'azienda UL6 Euganea ha una struttura che da sempre, diciamo, si propone come un livello avanzato in ambito regionale e questa settimana di prevenzione, che è alla seconda edizione, è un'iniziativa che, diciamo, si conferma in tutta la sua validità anche sul territorio della Regione Veneto. L'azienda UL6 naturalmente non è l'unica azienda che si occupa di queste tematiche, tutte le aziende sanitarie del Veneto hanno una loro struttura che si occupa anche delle dipendenze comportamentali e in particolare abbiamo in ambito regionale oltre 30 progetti attivi in questo ambito. Ci sono due linee di finanziamento. Una linea di finanziamento riguarda i livelli essenziali di assistenza e l'altra linea di finanziamento con cui anche questa iniziativa è sostenuta è un fondo ministeriale vincolato che appunto sulla base di una legge di bilancio del 2015 eroga alle regioni attualmente 44 milioni di euro, 3.608.000 euro vanno alla Regione Veneto. Queste iniziative sono attuate grazie a questi finanziamenti, ma soprattutto grazie all'impegno e alla costanza degli operatori che sono attivi appunto in questo settore. La Regione, diciamo, sostiene questi progetti anche da un punto di vista tecnico attraverso l'ufficio che rappresento e comunque valorizza queste attività.
Quindi complimenti all'azienda ULSS 6 Uganea per la ripetizione di questa iniziativa che è stata molto apprezzata anche l'anno scorso e continuiamo su questo piano. Vi ringrazio. Grazie per il suo intervento, dottore, e quindi entriamo nel vivo dell'incontro di questo pomeriggio, un incontro dal titolo "Lo smartphone ha veramente peggiorato una generazione?", una domanda che ci porremo in maniera critica, quindi non solamente con dati a sostegno di questa tesi, ma anche cercando di smontare questa domanda che tutti ci facciamo e piuttosto portando l'attenzione al nostro modo di stare in famiglia anche con questi strumenti. Per affrontare questa tematica, per entrare nel vivo di questo tema, abbiamo con noi il professore Alessio Vieno, psicologo, ricercatore dell'Università degli Studi di Padova, che ringraziamo moltissimo per aver accettato l'invito a dare il suo contributo a Cambio Gioco. Prima di passargli la parola, vi ricordiamo che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero dedicato che vedete in sovraimpressione. 370-318-6802, quindi vi invitiamo ad essere partecipi attivi come avete fatto fino ad ora. Lascio quindi la parola al dottor Alessio Vieno e auguro a tutti voi buon incontro. Grazie a voi, grazie all'UL6 per questo invito. Io oggi cercherò un po' insieme a voi di riflettere su un argomento che immagino un po' tutti noi viviamo nella nostra vita quotidiana, nel senso che partendo da questa prima immagine che ho deciso di riportarvi, immagino che un po' a tutti noi venga un po' spontanea la domanda, ma l'avvento dello smartphone, soprattutto a noi caregiver più senior, a tutti noi sorge la domanda spontanea se, come dire, l'avvento di questo mezzo abbia in qualche modo modificato sicuramente la nostra vita, ma la stia modificando in peggio, soprattutto per quelle che chiamiamo le nuove generazioni o che più propriamente chiamiamo i nativi digitali, quelli che, come dire, con lo smartphone ci sono nati, sono cresciuti fin dalle prime fasi del loro sviluppo. Allora è evidente che la risposta non può essere dicotomica, no? Perché se, come dire, come tutti noi siamo abituati a usare lo smartphone, probabilmente la fase del lockdown ci ha anche portato ad apprezzare molto le qualità e le possibilità di interazione con le persone che ci stavano lontane, quindi la possibilità di avere una finestra che io chiamo la finestra sul mondo. Dall'altro possono diventare anche degli strumenti di chiusura. Naturalmente lo smartphone rispetto a tutte le innovazioni tecnologiche che abbiamo visto negli anni, penso all'avvento della TV, ma anche all'avvento del personal computer, ha una caratteristica molto particolare, è l'estrema portatilità. Ormai abbiamo sdoganato l'utilizzo dello smartphone in qualsiasi momento, addirittura quando facciamo le riunioni con i nostri colleghi, spesso ci troviamo a osservare il nostro smartphone, a controllare l'ultima notifica, eccetera. E qualcuno pensa che addirittura, come dire, questa iperportatilità, il fatto di avere sempre la possibilità, qualcuno la chiama l'estensione del nostro arto, stia portandoci un po' a rinchiuderci e che questo sia un po' vero soprattutto per quelli che chiamiamo per l'appunto i nativi digitali. Io cercherò, insieme a voi, insomma, un po' di mettere in discussione un po' questa ipotesi, di rivederla e anche di rivederla con gli occhi di chi, come sottoscritto, come genitore, ma anche come formatore, nel mio lavoro all'università, si trova a confrontarsi con le nuove generazioni. Naturalmente è evidente che stiamo parlando di un fenomeno che ormai ha permeato, come dire, la nostra vita in maniera dirompente. Io qui ho addirittura riportato un artista molto famoso a Padova, un Kenny Randon, in cui appunto si rappresenta un'immagine molto esemplificativa di quello che può essere una visione, no? di quello che è il nostro rapporto con lo smartphone. Ecco, pensate che la cosa buffa è che qualche tempo fa,
quelli che fanno le ricerche di mercato, hanno addirittura sospettato, messo in relazione l'avvento dello smartphone con la riduzione della vendita delle gomme da masticare. Nel senso che tradizionalmente quello che facevamo una volta che arrivavamo alla cassa, un tempo, era di comprare quegli oggettini molto piccoli, le gomme da masticare, le caramelle, eccetera, eccetera. L'avvento dello smartphone ha portato a una riduzione drammatica della vendita delle gomme da masticare. È evidente che le ipotesi sono le più varie rispetto a questa connessione, però e questo è soltanto per in qualche modo cominciare a introdurre un argomento che è davvero stato dirompente, pervasivo nella vita di tutti noi, ha cambiato il nostro modo di comunicare, il nostro modo anche di vivere, evidentemente. Allora, alcune informazioni di base, veramente di base. Il 2007 è l'anno dell'arrivo dello smartphone. Steve Jobs, con un'intuizione davvero di quelle che tutti noi vorremmo avere, ha introdotto nel 2007 il primo smartphone e da lì siamo a questo punto, 8,2 miliardi di schede SIM vendute, siamo 7,8 miliardi di abitanti nel mondo. L'Italia è il terzo paese al mondo per diffusione capillare, circa 8 persone su 10, ma sembra sia una sottostima perché alcune volte gli anziani non lo dichiarano, eccetera. Però insomma, circa 80 milioni di device mobili per 60 milioni di popolazione circa, quindi in Italia siamo piuttosto all'avanguardia rispetto all'utilizzo di questo mezzo. Cosa ne facciamo di questo smartphone? Queste sono le stime soltanto di Apple, scusate se sono un po' virato verso un'unica direzione, ma possiamo un po' generalizzarlo al comportamento che noi abbiamo anche con altri device, non per forza quelli di Apple. Una persona in media sblocca il cellulare per 80 volte al giorno, in media. Okay? Pensate a tutto il tempo in cui dobbiamo lavorare, eccetera, eccetera, però ci sono persone quindi che lo sbloccano, fa 30.000 volte all'anno. Questi erano i dati del 2018, prima della pandemia oltretutto, poi Apple ha deciso di non distribuirli più questi dati, ma ci sono altre ragioni di natura politica e di politiche economiche che sono un po' complesse, ma digitiamo circa 2617 caratteri al giorno, quindi anche la nostra mobilità sta cambiando. Il primo utilizzo è entro 15 minuti dalla sveglia, l'ultimo utilizzo è prima di addormentarsi, per cui il nostro telefonino ci accompagna in tutto il giorno, non lo molliamo mai. Qui vedete uno scorcio di quello che è l'utilizzo di Internet e vedete che la crescita nel mondo è esponenziale ed è sempre costante, non è mai in diminuzione e la percentuale degli utilizzatori di Internet lo fa per il 92% attraverso lo smartphone. Quindi lo smartphone diventa ormai lo strumento che noi utilizziamo in maniera preponderante per varie ragioni. La media dell'utilizzo dell'accesso ad Internet è di circa 7 ore al giorno, tempo in cui siamo connessi ad Internet. Qui entro e comincio ad entrare anche nella dimensione di quello che è uno degli usi preponderanti di cui facciamo lo smartphone ed è l'utilizzo dei social media e anche qui, come potete osservare, il trend è in costante aumento. Naturalmente ci sono diversi tipi di social media che utilizziamo, la WhatsApp, quelli che anche i boomer come me utilizzano in maniera più preponderante, ma poi ci sono tutta una serie di evoluzioni anche nel tempo rispetto allo spostamento all'interno di queste piattaforme, ma diciamo che grossa parte di quello che facciamo online ha a che fare con la nostra vita sociale e anche qui vedete che il tempo che passiamo online è sempre in aumento. Qui è una slide un po' difficile da vedere, ma è soltanto per darvi un'idea che esiste anche una discreta variabilità fra gli stati in termini di tempo e questo è il tempo reale speso online perché non è autodichiarato, ma è il tempo che viene monitorato attraverso il World Wide Web.
E come potete vedere l'Italia è un po' sotto media, ma insomma ce la caviamo piuttosto bene rispetto al tempo che passiamo online, perché arriviamo anche noi a superare abbondantemente le 6 ore al giorno. E, come dire, del tempo che spendiamo online al giorno, una buona parte ha a che fare con la nostra vita sui social media. Come potete vedere la media è di circa 2 ore. Veniamo un po' a cominciare ad accendere una luce un po' su quello che è il rapporto che noi abbiamo in Italia con il cellulare. E come potete vedere anche il Censis nell'ultimo rapporto ha cominciato un po' ad approfondire questa tematica, definendo un po' lo smartphone il vero amore degli italiani, nel senso che ormai è uno strumento che utilizziamo tutti. Il 25% di chi possiede uno smartphone non esce di casa senza il caricabatterie. Naturalmente abbiamo paura che si scarica e quindi siamo sempre pronti. Oltre la montà, controlla il telefono sia a risveglio che prima di coricarsi. Quindi fenomeno anche questo, che nel 2018 il numero di cellulari ha superato quello di TV vendute in maniera, come dire, molto importante. La percentuale degli utenti in Italia è passata da un timido 15% nel 2009 al 74%, anche qui le stime sono un po' discutibili, però sui trend siamo abbastanza tranquilli che l'aumento è davvero esponenziale e, come dire, quello che risulta piuttosto interessante è come questo fenomeno, in seguito all'arrivo dello smartphone, interessa in particolare gli adulti, giovani adulti, che sono un po' la fascia che potremmo considerare dei genitori in questo momento. Ricordiamoci un po' questo dato. Veniamo un po' a definire quello che è l'uso più problematico dello smartphone. Ci sono alcune caratteristiche che contraddistinguono l'uso problematico. Ci sono anche in letteratura, c'è un ampio dibattito sul fatto che si possa definire questa come una forma di addiction, gli esperti discutono ancora molto, noi amiamo definirlo come un uso problematico piuttosto che un'addiction, anche se, come potete vedere, le caratteristiche sono molto simili a quelle dell'addiction, perché il desiderio irrefrenabile di monitorare il cellulare in maniera ossessiva, ad intervalli di tempo molto ravvicinati, la tendenza ad addormentarsi la sera col telefono tra le mani, aprire gli occhi al mattino e ancora rendersi conto di essere svegli e di controllare subito le notifiche, arrivare ad avere un vero e proprio malessere misto ad angoscia quando non si ha a disposizione il telefono. E anche questo è un elemento che lo rende abbastanza simile alle dipendenze più tradizionali. E poi c'è la nomofobia. Non so se qualcuno di voi è mai capitato di sentire vibrare il telefono e poi guardare il telefono e realmente questo non succede. Ecco, vi volevo tranquillizzare perché circa 9 persone su 10 capita questa cosa e quindi è un fenomeno che ha a che fare con la nostra abituazione ad avere sempre, il nostro cervello ricerca sempre la soddisfazione del ricevere delle notifiche. Ma questo è un fenomeno che so che avete anche un po' di cui avete parlato anche oggi. C'è poi un altro elemento che si inserisce all'interno del contesto dell'uso problematico degli smartphone ed è il fenomeno del FOMO, Fear of Missing Out, la paura di rimanere fuori da qualche cosa, uno stato d'ansia dato dal bisogno di essere sempre informati su tutto, su quello che sta accadendo. La sola presenza di uno smartphone a noi vicina ci porta a ridurre il nostro livello di attenzione su quello che stiamo facendo. La semplice presenza dello smartphone su questo tavolo riduce in qualche modo il mio livello di attenzione rispetto a quello che sto facendo, perché il nostro cervello ha una parte e un investimento su quello che sta succedendo lì dentro e quindi, anche il solo fatto di averlo spento non cambia di molto le cose. Pensate, allora qui comincio un po' a darvi qualche dato. L'arrivo di un'email, di una notifica, banalmente di una notifica, aumenta
il livello di cortisolo, di produzione del cortisolo. E in qualche modo l'arrivo di una mail addirittura può provocare stress, perché siamo sempre in attesa che qualche cosa arrivi. E è stato evidenziato in maniera molto chiara che in 10 anni abbiamo avuto un crollo drastico dell'attenzione selettiva. Quindi quello che noi facciamo è sempre un po' inficiato dalla presenza di tutta questa serie di notifiche. Qui non è ben specificato se arrivano solo dallo smartphone o dal computer, eccetera, anche perché gran parte dei lavori ormai ci porta a dover rimanere connessi. Però una cosa molto interessante è che dopo una distrazione che avviene in seguito all'arrivo di una notifica, al nostro cervello servono circa, in media, 25 minuti per ritornare allo stesso livello di attenzione. Cioè, quando ne parlo anche un po' con i miei studenti, ricordo sempre, cioè, immaginate se Nietzsche o altri pensatori del secolo scorso fossero stati interrotti da continue notifiche. Forse il livello di profondità di alcune cose che abbiamo letto non avrebbero raggiunto quel livello di profondità. Però anche questa è solo un'ipotesi. Quello che è certo è, ed è stato verificato, che al suono del cellulare abbiamo un aumento del nostro battito cardiaco, produzione di adrenalina e quindi di cortisolo e quindi un aumento dell'ansia. Queste modifiche fisiologiche indicano una preparazione a una minaccia, risvegliano una modalità di accensione del nostro cervello simile a quanto avveniva una volta quando eravamo attaccati dagli animali. E naturalmente questo ha degli effetti sia a breve termine, li abbiamo già chiaramente evidenziati, la riduzione del sonno, l'aumento del mal di testa e tutta una serie di problematiche di natura psicosomatica, e effetti più a lungo termine che ancora sono in fase di studio perché non abbiamo ancora uno span temporale tale per cui si possa generalizzare questa cosa. Naturalmente nel nostro cervello succedono molte cose quando ci arriva una notifica, ma quello che è importante è che, come dire, si chiama brain drain, ovvero le risorse cognitive che noi stiamo dedicando a un lavoro che può essere di natura intellettiva o comunque di attenzione a una persona, viene a ridursi. Perché? Perché il nostro cervello in qualche modo, nel momento in cui riceve una notifica, attiva quei circuiti che si attivano nel momento in cui viviamo un pericolo. E questa cosa è un po' ancestrale, non la decidiamo, avviene in maniera assolutamente automatica e in qualche modo rivolgiamo subito l'attenzione alla notifica. Non so se vi è mai capitato, per esempio, di lavorare al computer e avere di fianco, anche abbastanza spostato, il solo accendersi del telefonino porta automaticamente a girare la nostra testa. Ecco, questo tipo di funzionamento è qualcosa di straordinario perché in qualche modo fino al 2007 questa cosa avveniva in maniera, come dire, molto circoscritta o comunque sicuramente più circoscritta. Ora è costantemente nelle nostre mani e quindi in qualche modo questo esperimento che appunto abbiamo replicato all'interno dell'Università di Padova ci ha messo in evidenza come non solo la presenza del cellulare, ma il cellulare, anche se spento, porta a una riduzione della nostra attenzione. In qualche modo gli studenti che dovevano rispondere a un compito, a una performance di natura cognitiva, performavano meglio solo nel momento in cui il telefono veniva lasciato in un'altra stanza. La sola presenza del cellulare all'interno di una stanza riduceva la qualità della performance degli studenti. Naturalmente ormai siamo di fronte a una letteratura che ci dice in maniera chiara che l'uso eccessivo dello smartphone è e sta diventando comunque un problema di salute pubblica, l'ha riconosciuto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E in qualche modo i sintomi che noi andiamo a intercettare
sono abbastanza analoghi, come dicevo prima, a quelli della dipendenza, perché il craving, la salenza, la perdita del controllo e dall'altro anche la tolleranza al ritiro sono degli elementi classici delle forme di dipendenza. Concludo questa prima parte mettendo in evidenza uno studio pubblicato di recente rispetto all'effetto che l'uso problematico dello smartphone, questo è uno studio di studi, uno studio che ha messo insieme molti studi, ha messo in evidenza come lo smartphone impatta sulla difficoltà di addormentamento, sulla qualità del sonno, sulla depressione e sull'ansia. Sull'ansia, vedete, l'effetto è l'effetto più forte, l'odd ratio è pari a 3,5, quindi un effetto davvero molto molto forte in media quando l'uso diventa di natura problematica. Ora è evidente che la definizione dell'uso problematico non può avere a che fare con il tempo che noi dedichiamo allo smartphone, perché con lo smartphone lavoriamo, con lo smartphone teniamo sotto controllo i nostri figli, con lo smartphone facciamo troppe cose. Sicuramente però quando lo smartphone comincia un po' a sostituire grossa parte della nostra vita, gli effetti cominciano ad essere piuttosto dirompenti. Questo per introdurre un po' un fenomeno che, ripeto, vedo che sono riuscito a aumentare anche il vostro livello di ansia, perché siete abbastanza, almeno dei presenti in sala. Adesso, come dire, cercherò un po' di rivedere l'arrivo dello smartphone rispetto alle condizioni di quelli che per l'appunto chiamiamo i nativi digitali, ovvero quelle persone che in qualche modo sono nati con lo smartphone. Ormai penso sia, come dire, esperienza comune entrare ai supermercati, vedere madri che spingono figli con cellulari in mano, bambini anche molto piccoli. E in qualche modo la domanda penso sia abbastanza, come dire, cogente e condivisa. Non è così originale. Questo articolo pubblicato sulla rivista di costume scientifica The Atlantic ha utilizzato questa domanda. Era la domanda che io avevo proposto, che mi hanno suggerito di edulcorare un po' rispetto a lo smartphone sta distruggendo una generazione. Ecco, come dire, è un po' una provocazione, è evidente. Nessuno, o comunque in passato ci sono degli studi interessanti anche dal punto di vista giornalistico rispetto all'avvento della TV. Okay? Negli anni 40-50 le prime televisioni, quando sono entrate nelle case di tutti, ci sono degli articoli molto interessanti, ci chiuderemo tutti in casa, la nostra socialità verrà distrutta. Quindi, come dire, ogni volta che c'è una trasformazione, un'evoluzione tecnologica, è evidente che siamo tutti un po' impauriti, soprattutto chi non c'è nato dentro, è evidente. Quindi è evidente che questa domanda ce la facciamo molto più spesso noi adulti piuttosto che i giovani. I giovani vivono con molto più naturalezza, alcuni, il loro rapporto con lo smartphone. Allora, questa domanda è stata introdotta dalla collega americana Twenge, che ha scritto questo importante libro, Hygiene, tradotto anche in italiano, in cui in qualche modo lei cerca di fare una ricostruzione storica dello stato di salute mentale degli adolescenti negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ricostruendo anche delle serie storiche che vanno molto in là nel tempo. Adesso vi farò vedere qualche dato. E lei sostiene che proprio l'avvento dello smartphone sia un po' l'elemento deflagratore di questa crisi di salute mentale che osserviamo negli adolescenti, e quindi in qualche modo attribuisce all'arrivo dello smartphone. Vi anticipo già che, al di là di aver avuto anche dal punto di vista scientifico modo di interloquire con la collega
dimostrando in maniera sempre scientifica che questa ipotesi per noi era poco fondata, o comunque non era così evidente. Chi vi parla è, come dire, piuttosto perplesso rispetto a questa ipotesi e cercherò in qualche modo insieme a voi di proporvi qualche riflessione rispetto a questo fenomeno, però nel farlo voglio inizialmente sposare questa tesi e dimostrarvi anche con dei dati che, come dire, raccogliamo ciclicamente negli adolescenti italiani, forse questo fenomeno è proprio così. È vero che l'avvento dello smartphone sta, come dire, aumentando i problemi di salute mentale, in particolare negli adolescenti. Allora, questa è la linea di pensiero della collega Twenge. Nel 2012 è l'anno in cui la percentuale degli statunitensi aveva uno smartphone, ha superato il 50%. Questo è un fenomeno che è arrivato prima negli Stati Uniti e poi, come dire, abbiamo osservato con i dati che vi ho presentato precedentemente anche in Italia. E in qualche modo lei definisce gli hygiene, ti danno sempre questi acronimi molto simpatici che richiamano un po' anche il concetto di intelligenza artificiale successivamente, eccetera, eccetera. Gli hygiene, che sono quelli nati tra il 95 e il 2012, adolescenti che sono cresciuti possedendo uno smartphone, che avevano un account Instagram prima di iniziare la scuola superiore, una cosa che ormai, come dire, è assolutamente trasversale a tutti i ragazzini. Tra i 4 e i 10 anni il 17% dei bambini ha il cellulare, il 6,7% utilizza il PC fisso, il 24% il portatile, il 32,7% il tablet e il 49% è connesso al web. E questi, come dire, sono i dati al 2018. Più passa il tempo e più questi fenomeni aumentano. È evidente. Allora, l'ipotesi di base di questa collega americana è che riducendo il tempo a disposizione per altri tipi di attività, gli adolescenti siano sempre meno propensi a sperimentare, a rischiare in qualche modo, o comunque, se confrontati alle generazioni precedenti, sono degli adolescenti che sono meno predisposti alla sperimentazione, nel senso più lato del termine. Allora, se dovessi fare una domanda del genere a delle colleghe che lavorano all'interno dei servizi per le dipendenze, probabilmente la risposta rispetto al è aumentato l'uso o l'abuso di alcol in adolescenza e la cannabis. La sensazione probabilmente è che questo fenomeno sia sempre in aumento. Ecco, i dati ci dicono un'altra cosa. In questo momento vi riporto i dati relativi a uno studio che si chiama Health Behavior in School Age Children. È uno studio che conduciamo in Italia dal 2000, dal 1999, e che vede rappresentati, come vedete, molti Stati membri e che in qualche modo monitora i comportamenti dei preadolescenti e degli adolescenti 11, 13 e 15 anni ogni 4 anni. Cioè questa survey viene ripetuta ogni 4 anni in modo da monitorare nel tempo i comportamenti. Quindi non è uno studio longitudinale, ma rifotografa la stessa fascia d'età ogni 4 anni e ci permette in qualche modo di monitorare i trend dei comportamenti. Noi lo facciamo su vari comportamenti. A seguire ci sarà una mia collega e cara amica, la dottoressa Molinaro, che ci presenterà anche dei dati di un altro studio ancora più importante, che è l'ESPAD, specifico sulle sostanze, ma in questo studio noi monitoriamo diversi comportamenti, tra cui anche il comportamento dell'abuso di alcol. La faccio molto veloce questa ondata di dati. Questi sono la percentuale di astinenti, di ragazzi che a 15 anni non hanno mai sperimentato l'uso di alcol. Ve la rappresento graficamente che viene più semplice. Come potete vedere, dal 2002 siamo passati a una percentuale, una prevalenza di circa il 20%, a una prevalenza di circa il 35% di ragazzi che non hanno mai sperimentato l'uso di alcol.
Naturalmente, e lo dico alle colleghe del CERD, è una buonissima notizia dal punto di vista di sanità pubblica, ne siamo tutti molto felici, voglio essere chiaro. Però questo tipo di dati sono letti come una, come dire, minor predisposizione alla sperimentazione, vengono letti in questo modo. E l'uso di cannabis, tra l'altro volevo una citazione colta e ho utilizzato quella di Kate Richard, insomma, visto che parlo anche insieme a colleghe che lavorano al CERT, lui dice che ha avuto molti meno problemi con la droga che con la polizia, ma insomma è una citazione colta, ribadisco. La cannabis stessa cosa, il trend mette in evidenza come in quasi tutti gli stati coinvolti nella ricerca c'è un decremento importante dell'uso di cannabis. Sono alcune rare eccezioni in cui il fenomeno è fondamentalmente stabile, che sono l'Estonia, la Latvia, ma insomma i paesi che sono, come dire, in qualche modo, chiameremo occidentali, in qualche modo sono tutti nella stessa direzione e il trend è molto chiaro, ancora più chiaro, nel decremento dell'utilizzo di cannabis negli adolescenti maschi. Anche qui, come dire, non faccio un focus specifico sull'Italia, ma volevo solo darvi un'idea che, come dire, in qualche modo la linea di pensiero della collega Twinge sembra confermata anche dai dati che raccogliamo a livello europeo e non soltanto statunitense, ci mettono in evidenza come c'è una minor predisposizione alla sperimentazione. Ancora una volta, ribadisco, è un dato positivo, probabilmente ha a che fare anche con una maggiore attenzione su alcuni comportamenti, tutti i programmi di prevenzione che sono stati fatti, eccetera, ma in qualche modo fra un po' cercherò di farvi vedere anche qualche altro dato rispetto a trend storiche più lunghe. Per esempio, se dovessi un po' provare a fare una domanda abbastanza su persone che, come dire, gravitano intorno alla mia età, qual è stato il primo segnale di emancipazione a 18 anni? L'auto. Penso sia, come dire, un segnale di emancipazione che abbiamo un po' tutti utilizzato fino a una certa generazione. Ecco, questi che vedete qui sottorappresentati sono i dati americani, ok? Vedete che il decremento parte da molto lontano, partiamo dal 1976, cioè quindi è un fenomeno che, vi ripeto, arriva da molto lontano, ma qui si osserva come l'avvento dello smartphone, quella linea che vedete in verticale, 2007, iPhone released. L'arrivo dello smartphone sembra dare un colpo deciso, un drop deciso alle persone che sono interessate a mettersi alla guida e a fare la patente. Questo dato è confermato in maniera plastica, chiara, anche in Italia, per esempio dal 2012 al 2016 abbiamo avuto un decremento dell'8,4% della percentuale di diciottenni interessati a fare la patente. E quindi anche qui, come dire, siamo di fronte a ancora una volta a un fenomeno che è evidentemente indipendente dallo smartphone, ma osservando i dati ci sembra di riscontrare, seguendo la linea argomentativa della collega americana, una minor predisposizione a sperimentare, a seguire tutti quei riti iniziatici che in passato vivevamo come momento di discrimine, di accesso alla fase adolescenziale e successivamente adulta, e quindi a tutta una serie di sperimentazioni. Questi sono i dati relativi al dating, agli appuntamenti che i ragazzi hanno fra di loro. E anche qui potete vedere che i livelli sono l'8º grade, è la terza media e via via. Vedete che le percentuali di ragazzi, di teenager che vanno fuori per appuntamenti galanti, ora uso questa brutta traduzione, ma insomma per capirsi, sono in decremento e l'andamento arriva un po' da lontano, se vogliamo. Però osserviamo chiaramente come questo decremento risulta piuttosto forte dopo il 2007,
ancora una volta, un drop molto importante rispetto a quello che potremmo chiamare l'interesse per l'amichetto, l'amichetta, eccetera, eccetera. Anche il rapporto col sesso, e quindi anche la sperimentazione del sesso, sembra essere in decremento. E ancora una volta il trend qui era un po' più costante, un po' più altalenante, però insomma abbastanza costante. E anche qui vedete che però la curva comincia a calare drasticamente in seguito all'avvento dello smartphone. Ecco, questa cosa non interessa soltanto gli adolescenti. C'è un dato molto interessante che vi ho voluto riportare così intanto per provare anche un po' a risvegliarvi, e ha a che fare con l'accesso alla piattaforma che distribuisce sesso online, ovvero a Pornhub. Ecco, gli accessi a Pornhub, se potete vedere il drop drammatico che c'è stato degli accessi al Pornhub, nel momento in cui è stato presentato l'iPhone X, cioè la gente non andava più su Pornhub. Abbiamo avuto un decremento degli accessi al porno online di circa il 12% per quanto riguarda gli utilizzatori di iOS device, di iOS, e i Mac user un po' meno. Però questo per dire che è una cosa che interessa non soltanto i giovani, ma interessa un po' tutti. Allora, questi dati ci dicono che fondamentalmente è evidente che rispetto al passato, come dire, sta evolvendo qualche cosa, e qualcuno sostiene addirittura che ci sia più tempo a disposizione. Ma che cosa fanno in questo tempo? Ecco, penso che questa sia un'immagine che, come dire, un po' tutti siamo abituati a vedere rispetto agli adolescenti, no? Assorbiti nel chattare, nel giocare, nel fare qualsiasi cosa che si possa fare con i device che gli mettiamo a disposizione. Ok? Allora, è successo qualche cosa in seguito alla pandemia? Ancora una volta, qui vi riporto sempre i dati della ricerca di cui vi ho parlato, e al di là del evidenziare le differenze di genere, sono sempre più le ragazze che fanno un uso problematico, in questo caso dei social media, ma la cosa interessante e importante per quanto ci riguarda è il confronto con il 2018, e osserviamo ancora una volta un aumento dell'uso problematico dei social media. È un aumento che si attesta intorno al 5%, ma ci dà l'idea che, come dire, i ragazzi sono sempre più assorbiti da queste nuove tecnologie. Naturalmente ci sono anche delle differenze a livello regionale, ma sono di entità abbastanza difficile da poter estrarre delle conclusioni. La cosa interessante è che però c'è un chiaro trend, un abbastanza chiaro trend nord-sud, in cui, come dire, al sud il problema diventa ancora più preponderante. Però, vi dicevo, rispetto a questa linea argomentativa di essere un po' spaventati dell'arrivo di una nuova tecnologia, in particolare rispetto alla vita dei nostri figli, ma rispetto all'avvento di tecnologie precedenti, forse qualche cosa è cambiato. È cambiato perché? È cambiato perché cominciamo a riscontrare problematiche fin dal primo ciclo dello sviluppo. Ragazzini più esposti allo smartphone hanno maggiori difficoltà del loro sviluppo, nel senso più lato del termine, cominciano a parlare più tardi, eccetera, eccetera. I ragazzini sono sempre più difficili da controllare nel tempo che passano con lo smartphone. Ormai lo smartphone è diventato l'unica modalità con cui, come dire, ottenere qualcosa dai nostri figli. Se non ti tolgo lo smartphone. Un tempo si diceva non esci, adesso ci si toglie lo smartphone. Allora c'è qualche cosa che ha a che fare però anche con questa estrema immersività dello smartphone, perché se da un lato viene sempre più utilizzato, potremmo anche banalmente ipotizzare che i ragazzi sono più felici. Non è detto che una vita virtuale non possa essere piena, non possa essere soddisfacente.
I dati però ci dicono che stanno aumentando tutta una serie di problemi. Questi ancora una volta sono i dati americani rispetto alle difficoltà del sonno. Ancora una volta, se guardate il trend, qui si parte dal 91, sono delle serie storiche che cercano di monitorare questi comportamenti. Osservate che problemi del sonno, i disturbi del sonno aumentano già da un bel po' di tempo, però ancora una volta osserviamo un importante drop verso l'alto, in questo caso, delle difficoltà di addormentamento nei ragazzini in seguito all'avvento dello smartphone. Ancora una volta non possiamo dire che è l'avvento dello smartphone a determinare queste problematiche, ma osservando tutti questi dati possiamo in qualche modo fare delle ipotesi. Ecco, l'estremo utilizzo dello smartphone è stato confermato ancora una volta da uno studio che abbiamo pubblicato di recente rispetto ai pattern che i ragazzi hanno del sonno. Lo studio ancora una volta è lo studio HBSC di cui vi parlavo prima e, come potete vedere, questi sono la durata del sonno. Tanto più i ragazzi sono immersi, fanno un uso problematico dei social media, tanto più hanno difficoltà con il sonno, in termini di ore a disposizione per il sonno. Vedete, le barrette gialle sono quelle relative ai ragazzini che sono problematici nell'uso dello smartphone e, come potete vedere, dormono una quantità di ore inferiore rispetto a chi, per esempio, o non è un utilizzatore attivo dei social media, piuttosto che utilizzatori attivi ma non particolarmente problematici. E questo vale sia per la durata del sonno nel fine settimana, durante la settimana, vale anche per l'orario in cui si va a dormire. Si addormentano sempre più tardi e questo ancora una volta vale per durante la settimana e durante le giornate festive. Allora, queste analisi non ci possono però, come dire, in qualche modo inequivocabilmente dimostrare che il tempo passato davanti a questi schermi causi infelicità, problematiche, eccetera. È però in aumento il numero degli adolescenti che dichiarano di sentirsi esclusi. Questo è certo, l'abbiamo verificato con varie ricerche e questo sentimento di esclusione si unisce poi a tutta una serie di preoccupazioni legate al mondo virtuale. Ricerca costante e ossessiva di approvazione tramite i commenti, like, cuoricini, addirittura abbiamo verificato di recente che l'intenzione a ricorrere alla chirurgia estetica fin dalla fase adolescenziale sta aumentando in seguito all'arrivo di questo tipo di mezzi. Ecco che, come dire, i giornali, spesso utilizzando titoli un po' allarmistici, ci ricordano dipendenza da internet. Il 45% degli studenti passa sul web almeno 6 ore. Prof sequestra il cellulare a studentessa, si lancia dal primo piano di un hotel. 16enne malese si suicida dopo un sondaggio su Instagram. Tutte informazioni che in qualche modo ci mettono di fronte a una sorta di allarmismo rispetto a questa cosa. Io sono convinto che il processo di digitalizzazione di scuole, atenei, non possa prescindere dalla valutazione degli esiti che questi mezzi hanno sicuramente, ma certo non ha senso criminalizzare questi mezzi come un tempo non aveva senso criminalizzare la vite perché c'erano gli alcolisti. È l'utilizzo che ognuno ne fa. E allora sono qui a proporvi qualche soluzione. La soluzione più semplice, drastica, drammatica, è una soluzione che secondo me è la più efficace. Ritorno agli anni '80. Ritorno agli anni '80, qui vedete rappresentati gran parte dei miei riferimenti che andavano dal Paninaro a Sandy Martin, e quindi la mia è stata un'adolescenza piuttosto difficile e pesante, potete capire. Però tendenzialmente sono sicuro che perderemo qualche cosa di realmente importante. La nostra vita forse sarebbe una vita un po' più in bianco e nero. Queste sono delle foto fatte da un artista che in qualche modo ha voluto rappresentare l'immagine di quello che potrebbe essere il nostro tuffo, il nostro, come dire,
la nostra idea è di tornare agli anni 80, via i cellulari. Allora, io oggi vi vorrei proporre una modalità un po' diversa di leggere il fenomeno che vi sto presentando. Questo fenomeno che per l'appunto, secondo l'ipotesi della collega americana, vede gli adolescenti una china che li porterà a una delle più grosse emergenze dal punto di vista della sanità pubblica, proprio in seguito all'avvento dello smartphone. Ed è questo un dato, unico, inequivocabile. I social media hanno visto l'esplosione dell'utilizzo da parte delle generazioni più in là negli anni, in quelli che potremmo chiamare i genitori, in quelli che potremmo chiamare i caregiver degli adolescenti, insegnanti, genitori, eccetera, eccetera. È stata l'esplosione più forte. Se vedete la linea gialla, i ragazzini, non è cambiato niente in seguito all'avvento dello smartphone in termini di accesso ai social media. Al contrario, l'arrivo dello smartphone ha fatto sì che la mia generazione, la generazione di grossa parte di quelli che siedono qui di fronte a me, aumentasse esponenzialmente l'utilizzo dei social media. E allora, se in qualche modo mi sembrerebbe, come dicevo prima, un po' assurdo colpevolizzare una tecnologia per quello che succede. Questa è un'immagine di una tipica famiglia, no? Questi stanno facendo colazione e, come potete vedere, ognuno è assorto e immerso nelle sue pratiche, tutte verosimilissime tra l'altro. Sicuramente il padre sta rispondendo a un'email, la madre sta comunicando qualcosa di fondamentale, eccetera, eccetera. Però, come dire, i dati più recenti ci dicono che a tavola, con telefono e tablet, lo fa il 72% delle famiglie con i bambini tra 0 e 2 anni. Cioè, 72% significa che se entriamo in una classe dell'asilo, 7 bambini su 10 sono già immersi nell'uso e vedono come prassi comune l'utilizzo di questi mezzi. Le evidenze empiriche cosa ci dicono? In maniera anche qui chiara e inequivocabile. Questo è un articolo che è uscito ormai qualche anno fa su Pediatrics, però ha messo chiaramente in evidenza come più i caregiver sono assorti nell'uso dello smartphone, più usano metodi coercitivi con i ragazzi. Cioè i metodi coercitivi sono tutti quei metodi che ormai da 40 anni insegniamo nei nostri parent training, noi psicologi, insegniamo nei parent training a essere il metodo più sbagliato da utilizzare con i nostri figli. Ecco, l'immersione estrema, l'utilizzo di questo tipo di tecnologia ha portato a un aumento dell'utilizzo di questi metodi che sono veramente poco adeguati per un corretto sviluppo, in particolare di quello adolescenziale. I dati più recenti ci dicono anche qualche cosa d'altro. Ci dicono che rispetto ai millennials e anche agli aging siamo noi adulti, ora uso questo brutto termine cercando un po' di prendere dentro tutti, ma insomma quelli che qualcuno chiama i boomer, quelli che non sanno ancora utilizzare bene le tecnologie, eccetera, siamo i più avidi nell'utilizzo dei social media. C'è una cosa ancora più interessante, sono i genitori più attivi nell'uso dei social media rispetto ai non genitori. Altra cosa molto interessante, probabilmente si scambieranno foto di figli, però sono, come dire, gli utilizzatori più, quelli che utilizzano maggiormente i social media. Le nuove madri tendono a confrontarsi nei social media e un eccesso di questo comportamento si lega a maggiori punteggi di depressione, perché poi questo ci torna anche indietro, e questa è la cosa più curiosa. Naturalmente questo chiama un po' in causa un vecchio termine, si chiama la genitorialità minima, no? Quella che riduce al minimo le relazioni con i figli, delegando a, come dire,
un device, quello che io chiamo il silenziatore dei figli. Non so se avete mai notato, ai ristoranti, in situazioni sociali, è un silenziatore potentissimo. Se c'è un momento di confusione, ai bambini gli si dice vieni qua e prendi lo smartphone. È un momento meraviglioso per i genitori, volevo tranquillizzare tutti, lo facciamo tutti, anche chi studia queste cose, ebbene sì. Però, come dire, questo chiama in causa quello che viene adesso definita la technoference, ovvero quella interferenza costante che genitori, ma non soltanto i genitori, anche i caregivers, ormai è prassi piuttosto comune all'interno delle scuole l'utilizzo delle nuove tecnologie, e insieme alle nuove tecnologie si è sdoganato molto anche l'utilizzo del cellulare, non da parte dei ragazzi, soprattutto parlo delle elementari, e quindi in qualche modo l'idea è che promuovere indipendenza nei ragazzi comporta la necessità da parte degli educatori, nel senso lato del termine, come dire, di passare molto tempo, di trovare anche delle modalità per interagire, eventualmente anche attraverso le nuove tecnologie, ma di interagire con i ragazzi e non di demandare alle tecnologie l'interazione. Naturalmente, anche qui, possiamo cominciare a chiederci da dove possiamo iniziare, visto che la soluzione Vieno non funziona tanto. Il ritorno agli anni '80, anche se tutti lo vorremmo, io soprattutto, è un po' difficile. Chi ce lo dice? Un brillantissimo puntini e puntini, ce lo poteva dire uno psicologo, un pedagogista, un pediatra. No, ce lo dice Bill Gates. Bill Gates ha imposto ai figli dei limiti rigidi sull'uso del cellulare. Pensate che c'è un importantissimo trend da parte di tutti i CEO, coloro che dirigono queste grosse aziende che fanno delle nuove tecnologie il loro business, a spingere i figli verso scuole dove non vengono utilizzate le tecnologie, neanche il computer. Cioè, quelli che fanno il business su queste tecnologie impongono ai loro figli il non utilizzo di queste tecnologie. Perché? Perché sanno che per, come dire, avere la possibilità di avere una mente sempre pronta e reattiva, forse questo non è il mezzo migliore. Questo è quello che ci dice Bill Gates. Spesso fissiamo un orario oltre al quale telefono, TV, PC devono essere spenti. Nel loro caso questo li aiuta ad andare a dormire a un'ora ragionevole. Pensate quale mente brillante poteva. Non portiamo mai i cellulari a tavola quando mangiamo e non abbiamo permesso loro di utilizzarli prima dei 14 anni, Bill Gates. Nonostante si siano sempre lamentati, guardate un po', di non essere al passo con gli altri compagni di classe. Allora, ci sono però, come dire, anche delle indicazioni, questo vi ho riportato le indicazioni che vengono date dai pedagogisti rispetto a mai regalarli prima dei 13 anni. Eppure la tendenza, che un tempo portava il regalo del cellulare dalla cresima, poi si è passati alla comunione, adesso si è arrivati alla confessione. Naturalmente io sono dell'idea che non ha senso demonizzare queste tecnologie e spesso possono diventare anche delle modalità di discriminare i nostri figli se non messi nelle condizioni. Alcune indicazioni che ho trovato interessanti dalla letteratura scientifica. Il segreto di una famiglia felice sta nel leggere libri ad alta voce ai bambini. E in qualche modo in questa rivista di Pediatrics mettono in evidenza come, concentrando diversi studi, hanno messo in evidenza come non è importante che sia un libro di carta, un libro digitale, eccetera, eccetera, semplicemente condividere con i ragazzi. C'è un'altra cosa molto interessante a mio modo di vedere, si chiamano i patti di comunità. Sono dei patti in cui c'è un'esperienza molto interessante a Belluno, in cui bisogna mettersi d'accordo fra genitori.
in cui all'interno delle classi bisogna, come dire, condividere le scelte che si fanno. Nel momento in cui è un domino, se un ragazzino di terza elementare comincia ad avere il cellulare, non si arriva alla fine della quinta senza che tutti abbiano il cellulare. E quindi c'è questa modalità molto interessante, a mio modo di vedere, che richiama un po' anche a delle pratiche che hanno a che fare con la disciplina che insegno, che è la psicologia di comunità, che in qualche modo richiamano in campo ancora una volta non soltanto il contesto più prossimale, ma anche il contesto più allargato, in cui si può agire per cercare di, come dire, condividere alcune prassi. A me sembra che, come dire, non sia particolarmente rilevante se io decido di giocare con mio figlio a calcio giù al parchetto o se decido di fare una partita su Fortnite. La cosa importante è che io la faccia insieme a lui e che in qualche modo la mia guida possa essere quella che io ho avuto dai miei genitori che mi hanno accompagnato nel percorso di crescita. A me sembra che una grossa parte di tutti noi abbia trovato come dire, nel delegare al rapporto con lo smartphone o con le nuove tecnologie uno strumento molto potente, che è quello di mettere i nostri figli seduti, silenziosi. I bambini sono chiassosi, sono difficili da controllare. Ecco, questi strumenti sono potentissimi, l'abbiamo verificato tutti. Ecco, penso che forse questa non è una tecnologia particolarmente più dannosa delle altre, è semplicemente una tecnologia e dipende dall'utilizzo che noi ne facciamo, probabilmente è una cosa un po' banale. A me sembra però che anche questa tecnologia possa essere un ennesimo strumento che abbiamo a disposizione per interagire nella maniera più adeguata con le persone di cui dovremo prenderci cura e che quindi forse la tesi che la collega americana sosteneva, che sia lo smartphone ad aver distrutto una generazione, sia un po' da rivedere. Sia un po' da rivedere alla luce del rapporto che noi più adulti abbiamo con queste nuove tecnologie, su cui è importante che ci interroghiamo, che riflettiamo e che lavoriamo, e noi cerchiamo di farlo all'interno dei nostri studi, che sono veramente felice di aver potuto condividere con voi. Grazie per l'attenzione. Perfetto. Grazie a lei, professor Vieno. Prima di leggervi alcuni dei commenti, delle domande che ci arrivano dalle persone collegate, passo la parola alla nostra ospite in sala, la dottoressa Michela Gatta, per un commento o la prima domanda anche al dottor Vieno. Bene. Beh, grazie moltissimo per questa relazione, è stata veramente molto interessante, ricchissima di stimoli, avrei tantissime domande da farti. Te ne faccio una che così ha un po' le radici in quello di cui mi occupo. Io sono neuropsichiatra infantile e quindi ho molto a che fare con bambini, ragazzi e famiglie dove la problematica principale è una problematica di salute mentale. Sono in aumento esponenziale anche i numeri purtroppo di chi soffre di problemi di salute mentale e quello che a me sembra di cogliere negli ultimi anni è che una caratteristica tra le tante rinvenibili in questi ragazzi, questi bambini, è un po' una difficoltà a tollerare le frustrazioni, no? Dove frustrazione può essere un limite, può essere un no, ma può essere anche una delusione, può essere uno stato psichico negativo, no? Una rabbia, una tristezza, fanno molta fatica a stare, no? Con così, degli stati psichici negativi e soprattutto a trovare delle strategie adattive piuttosto che malsane per fare fronte a questo. E anche i loro genitori. Vedo che sono sempre più in difficoltà a trovare le modalità più adeguate di relazionarsi con questi ragazzi e vorrei dire un po' a sostare nel dolore, no, dei ragazzi, per cui ho in mente alcuni che magari si irrigidiscono con alcune modalità così educative di relazione o altri che proprio un po' mollano, delegano, ecco.
Quindi così mi è venuto in mente questo pensiero che ha molto a che fare con aspetti di relazione che tu citavi. Allora, così un tuo pensiero, un tuo commento, questi aspetti possono avere in qualche modo a che fare o come li collegheresti con le riflessioni che hai fatto rispetto all'utilizzo dei social media o comunque delle tecnologie, ovviamente non nell'ambito di una causa-effetto, però come un elemento corrente? Ti ringrazio per la domanda e anche, come dire, molto ben centrata rispetto all'argomento che stiamo trattando oggi. Perché dico questo? Non ho affrontato il termine della frustrazione, ma c'è un elemento centrale che ha a che fare con l'avvento di queste tecnologie ed è la procrastinazione, e ha a che fare molto con la frustrazione. Faccio un esempio un po' banale perché mi piacciono gli anni '80. Qualche anno fa, quando il mezzo di produzione dei cartoni animati, eccetera, era la televisione, non l'avvento di Netflix, eccetera, eccetera, prima, si doveva attendere la soddisfazione del proprio bisogno. Cioè, io aspettavo le 4, prima dovevo fare i compiti. Questo tipo di tecnologie porta al tutto subito, ha dei notevoli vantaggi, per noi tutti, meravigliosi vantaggi. Quando andate a casa stasera vi guardate la vostra serie, all'orario se arrivate un po' più tardi, non è un problema, avete la vostra serie a disposizione. Questo durante la fase dello sviluppo, in particolare quello infantile e adolescenziale, ha a che fare, secondo alcune anche evidenze empiriche, con l'elemento della procrastinazione per l'appunto. E quindi la frustrazione viene rivolta al positivo o al negativo a seconda del punto di vista, perché, come dire, la soddisfazione del bisogno è immediata, tutto subito. La Peppa Pig, una puntata della Peppa Pig la posso avere in qualsiasi momento, subito, pronto, Peppa Pig. E questo ha a che fare con la frustrazione, evidentemente, ma ha a che fare anche con l'essere in grado di attendere, dello stare di cui parlavi tu, in attesa di soddisfacimento di un bisogno, di soddisfacimento in generale. E questo, secondo me, è forse uno degli elementi centrali nel intendere poi anche come questo tipo di uso eccessivo poi si ripercuote sullo stato di salute e di benessere, in particolare psicologico, ma più in generale, nella fase del ciclo di vita più bassa. Grazie. Grazie dottoressa, grazie professore. Abbiamo circa 150 persone collegate in diretta, molti commenti. Per esempio Pamela fa i complimenti anche per questo intervento chiaro e approfondito che apre a moltissime riflessioni. E anche Cristina dice grazie per l'analisi esaustiva da più punti di vista con aperture verso un progress. Poi ci sono le domande, per esempio Federica ci chiede, lei ci ha dato tanti dati interessanti su cui riflettere, ma il vero tema secondo me è come contrastare tutto questo, come educare noi adulti per dare un buon esempio ai nostri figli. Inutile educare i ragazzi se noi educatori e genitori, come lei ha sottolineato, per primi siamo dipendenti. Sì, allora ribadisco, l'utilizzo del termine dipendenti in questo contesto mi fa stare un po' scomodo per certi aspetti, pur avendo riconosciuto che ci sono degli elementi tipici della dipendenza, però come dire, stiamo parlando di fenomeni che hanno a che fare con la vita di tutti noi, cioè ormai come dire, siamo tutti iperconnessi per ragioni varie, eccetera, quindi questo come dire, non lo possiamo come dire, utilizzare solo ed esclusivamente come problema, ma è anche un po' una scusa, ed è una scusa che è verosimile e anche ragionevole in molti casi. Io penso che come dire, dovremmo stare un po' più attenti nella qualità del tempo, soprattutto come dire,
cercare di educare soprattutto le persone che hanno bambini molto piccoli nel cercare di esporre il più in là nel tempo. Ritengo che questa sia una cosa veramente necessaria, perché se voi pensate al tipo di stimolazione che possono avere dei ragazzini, dei bambini appena nati, abbiamo bambini che cominciano a interagire con lo schermo all'età di 6 mesi, 8 mesi, ecco, come dire, di fronte a uno stimolo così ricco come quello che ci può dare un monitor, cioè che cos'altro gli possiamo dare di più stimolante? Diventa l'unica modalità di stimolazione per questi bambini, e questo è un problema davvero notevole. Quindi secondo me, come dire, questo ha a che fare un po' più con quello che si potrebbe fare, per esempio, nel momento in cui i genitori sono in attesa dei figli a livello di educazione, formazione, eccetera, eccetera. Certo è che è un problema, e condivido con chi ci ha ascoltato, che deve partire da noi. E infatti anche un'altra persona ringrazia il professor Vieno, complimenti professore, da genitore il suo intervento mi è servito sicuramente come spunto di riflessione. Spesso mi sono messa in discussione, altrettanto spesso mi sono sentita inadeguata rispetto ai tempi che corrono velocissimi, però grazie per aver messo al centro la relazione genitori-figli. E poi ci sono alcune persone che ci offrono un gancio, perché lei ha citato i patti di comunità, le alleanze all'interno delle scuole. Avremo domani, nella giornata di domani, diversi relatori che parleranno proprio di questo. Infatti c'è Matteo da Sacile che dice: non crede che l'educazione digitale degli adulti andrebbe fatta a partire dai pediatri, dai medici di famiglia, che sono gli interlocutori più autorevoli? L'esperienza friulana forse è un valido progetto pilota. Quindi qui c'è una citazione, ma certo, domani avremo proprio parte degli autori. È evidente che, come dire, deve partire da lì. È altrettanto evidente che non possiamo immaginare di dare incarico ai pediatri come dire, con dei bacini di utenza che sono veramente così ampi, delegare questo tipo di attività. Io penso che anche questi momenti, per esempio, siano davvero importanti. Mi sembra, ed è una cosa che interroga molto non soltanto la mia disciplina, la psicologia, ma immagino tutte le discipline che si occupano di sanità pubblica, il problema di arrivare alle persone che ne hanno più bisogno. Cioè sappiamo che soprattutto gli strati sociali ed economici più bassi della popolazione sono quelli a cui questo tipo di informazioni hanno più difficoltà ad arrivare, è evidente. E questo ci interroga molto sulle modalità che dobbiamo utilizzare e a questo proposito io penso che ancora una volta proprio i social media e proprio questo tipo di strumenti possano essere dei validi strumenti per fare arrivare questo tipo di informazioni. Ci vogliono dei professionisti adeguatamente formati per riuscire a farle arrivare questo tipo di informazioni. Sì, stiamo insistendo su questo tasto in questi giorni, perché uno degli obiettivi del festival è esattamente questo, di fare divulgazione per raggiungere il maggior numero di persone possibile, sia in termini di rassicurazione, perché i servizi ci sono, quindi l'invito a non sentirsi soli e ad accedere agli aiuti, ma anche in termini educativi, come abbiamo fatto oggi grazie al vostro intervento. Quindi vi siamo molto grati per il contributo che avete dato a questo festival, entrambi. Ringraziamo quindi ancora una volta la dottoressa Michela Gatta, che è stata qui con noi, ci ha aiutato ad approfondire quanto ci ha portato il professor Alessio Vieno. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato in presenza, ringraziamo tutti voi che ci seguite da casa da remoto e vi invitiamo a continuare a stare con noi. Potete consultare il sito www.cambiogiocul6.it per vedere e scaricare il programma. Vi aspettiamo questa sera alle ore 20:30 con il dottor Maurizio Fiasco e la dottoressa Sabrina Molinaro per un incontro dal titolo In cerca di equilibrio, gambling, gaming e conseguenze per l'età evolutiva. Quindi parleremo ancora anche di educazione oltre che di prevenzione e promozione della salute. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per partecipare a questo evento e vi aspetta per i prossimi appuntamenti. Buon pomeriggio.